Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eccoci per il nostro consueto appuntamento mensile di Clip. Questo mese in diretta da Bari Taranto con molte incursioni da vari posti della nostra penisola. Parliamo oggi di impiego pubblico non privatizzato. Ne abbiamo un po' accennato all'ultimo incontro parlando di welfare e delle difficoltà degli inquadramenti e oggi possiamo benissimo approfondire questo tema. L'impiego pubblico non privatizzato lo affrontiamo guardando fonti, principi e tendenze. L'evento di oggi è coordinato dalla professoressa Angelica Riccardi, associata di diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Bari, Dipartimento Ionico di Taranto. Abbiamo come ospiti il presidente Vito Tenore, presidente di sezione alla Corte dei Conti, docente presso la SNA, il colonnello Gaetano Valletta, capo dell'Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il professor Francesco Vallacqua, docente di Economia e Gestione delle Assicurazioni Vita e Fondi Pensione nell'Università Commerciale Bocconi e nell'Università Carlo Cattaneo LIUC. Sono molto lieta di cedere la parola alla professoressa Riccardi che ci introdurrà al tema di oggi. Buon pomeriggio a tutti. Come vi ha anticipato la professoressa Zilli, parleremo oggi del trattamento retributivo delle categorie di dipendenti pubblici non privatizzati e ne parleremo con alcuni tra i massimi esperti di questa materia. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il presidente Vito Tenore, il colonnello Gaetano Valletta e il professor Francesco Vallacqua. Oggi quindi abbiamo delle guide di eccezione per addentrarci in territori che generalmente sono fuori dalle mappature degli studiosi di diritto del lavoro e sono fuori perché questi lavoratori sono stati esclusi dalla devoluzione alla disciplina privatistica e alla regolazione contrattuale che la riforma del pubblico impiego ha disposto in via generale per tutti i dipendenti pubblici. Le nostre mappe si fermano sostanzialmente a questi lavoratori riportati al diritto privato, mentre i territori in cui si trovano le categorie di dipendenti di cui parleremo oggi sono tendenzialmente fuori dai nostri orizzonti, sono il regno degli interessi pubblici, del diritto amministrativo, dell'azione secondo i paradigmi del pubblico potere. Tuttavia, da studioso di diritto del lavoro, prima di cedere la parola agli esperti della materia, voglio fare qualche considerazione sui limiti e il fondamento della separazione di queste categorie di dipendenti dall'area generale del lavoro. Una prima osservazione nasce da una semplice constatazione sull'estensione di questi territori. Come avrà modo di dirvi il presidente Tenore, l'enclave di dipendenti per cui si prevede la conservazione del regime pubblicistico nell'articolo 3 del decreto 165 è un'enclave a geometria variabile che ha subito nel corso del tempo una serie di modifiche con la fuoriuscita della categoria dei dirigenti nel 97, con l'ingresso del Corpo dei Vigili del Fuoco nel 2004 e della carriera dirigenziale penitenziaria nel 2005 e poi con l'aggiunta di altre microcategorie ad opera di interventi legislativi di settore in tempi diversi. Già queste vicende di annessioni e cessioni di territori ci fanno capire che non stiamo parlando dell'iperuranio, di uno spazio immutabile al di sopra delle volte celesti, cioè sono un indice del fatto che la separazione di queste categorie dei dipendenti ordinari non ha nessuna radice ontologica, non è dovuta, come ha detto la giurisprudenza amministrativa più volte, alla natura delle cose, ma è semplicemente e banalmente da riportare una scelta dell'ordinamento. Questa conclusione trova conferma quando si vuole indagare sulle ragioni che vengono poste alla base di questa separazione. Già l'eterogeneità delle categorie di personale in regime pubblicistico, che ricomprendono magistrati, militari, professori universitari, diplomatici, rende difficile l'individuazione di una ratio comune della loro esclusione dalla contrattualizzazione. I criteri infatti che sono stati volta a volta proposti per spiegare questa esclusione non sono riferibili a tutte le categorie in questione. È il caso dell'incompatibilità tra funzione svolta e regime privatistico, della necessità di assicurare autonomia e indipendenza alla categoria, della prevalenza del rapporto organico sul rapporto di servizio
o ancora dell'opportunità di una regolamentazione unitaria dei trattamenti, della necessità di neutralizzare interferenze dei politici nella determinazione di condizioni di lavoro, oppure più semplicemente della non contrattuabilità di diritti e doveri tramite sindacati. Queste ragioni, sebbene sicuramente le possiamo rinvenire nell'aspezione al regime pubblicistico di alcune categorie, sono del tutto assenti in altre e allo stesso modo differenziate e variabile per le varie categorie di personale è il fondamento costituzionale di un regime di diritto pubblico e su questo sentiremo a breve il Presidente Tenore. In considerazione di tutto questo, l'esclusione di queste categorie dalla generale devoluzione a fonti di diritto privato deve essere pragmaticamente ricondotta, salvo che per la categoria dei magistrati, per cui è posta a livello costituzionale una vera e propria riserva assoluta di legge, a una semplice scelta politica del legislatore, per non a ragioni di opportunità o di convenienza organizzativo politico-sindacale, che come tale è priva di ogni connotazione ontologica e quindi passibile di ripensamenti, come in effetti è avvenuto con i vari percorsi di trasmigrazione tra pubblico e privato in entrambi i sensi che si sono avuti nel corso del tempo. Addentrandoci in questi territori, che comunque già a questo punto ci sembrano meno alieni, entriamo nel regno dello Stato giuridico, il sistema di regolazione che fino alla riforma era comune a tutti i dipendenti pubblici e che ora rimane a disciplinare solo le categorie di personale che stiamo esaminando oggi. Parlare di Stato giuridico significa una serie di cose sul piano della visione del rapporto tra lavoro e apparati, degli interessi ascritti all'amministrazione, delle tecniche di regolazione utilizzate per disciplinarli. In primo luogo significa una sostanziale indistinzione tra organizzazione del lavoro e organizzazione degli uffici. Il rapporto di lavoro viene direttamente considerato un elemento strutturale dell'apparato amministrativo e pertanto è gestito attraverso gli stessi paradigmi regolativi e le stesse logiche. Sul piano degli interessi significa che sia nell'organizzazione del lavoro sia nell'organizzazione degli uffici all'amministrazione è imputato un interesse pubblico, un interesse superiore e quindi per definizione un interesse non contrattabile. Sul piano delle tecniche regolative, poi, parlare di Stato giuridico significa che i rapporti di lavoro sono disciplinati con gli stessi strumenti impiegati per la gestione degli apparati, che sono quelli del diritto pubblico, e abbiamo così regolamenti di organizzazione a carattere generale per lo svolgimento dell'attività e atti amministrativi a carattere particolare per la disciplina delle singole vicende, in un sistema complessivo che si muove secondo i principi legalità, unilatività, procedimentalizzazione propri dell'attività amministrativa di diritto pubblico. Questo tipo di regolazione ovviamente si ha anche per quello che riguarda la materia retributiva e infatti la disciplina del trattamento economico è affidata a fonti sia di tipo primario che secondario, in coerenza con il modello unilaterale di regolazione dello Stato giuridico. Ma in realtà, accanto a queste fonti ufficiali, esistono delle fonti negate. Come ci spiegheranno i nostri relatori, il trattamento retributivo è stabilito attraverso un sistema a doppio binario. Abbiamo da una parte un meccanismo di adeguamento automatico che è diretto ad agganciare le retribuzioni di queste categorie di dipendenti a quelle dei dipendenti contrattualizzati, dall'altra parte dei percorsi paranegoziali disciplinati dagli ordinamenti settoriali delle varie categorie, salvo che per la categoria dei magistrati, in cui si ha un accordo, una concertazione tra i rappresentanti delle amministrazioni e i rappresentanti del personale. Lascerò ai nostri relatori il compito di spiegarci il funzionamento di questi meccanismi negoziali, ma prima di cedere a loro la parola voglio richiamare l'attenzione su un paio di profili. Il primo è che in questi percorsi gli accordi con le parti sociali non sono produttivi di effetti di per sé, ma solo in quanto recepiti in provvedimenti unilaterali, cioè sono solo una base per la determinazione del trattamento retributivo, ma questa determinazione resta formalmente affidata ai decreti o agli altri atti unilaterali che li recepiscono. Il contratto collettivo, in sostanza, è quasi una Cenerentola che a mezzanotte, cioè al momento di porre la disciplina,
si trasforma in un atto unilaterale. Seconda osservazione, e chiudo qui, è che questa coerenza è soltanto apparente. Perché? Perché abbiamo un sistema che da una parte riconosce sul piano dell'ordinamento giuridico formale l'esistenza di un conflitto e quindi la necessità di una sua composizione attraverso una negoziazione con il contropotere sindacale, ma dall'altra parte abbiamo un sistema che riconduce forzatamente questo procedimento negoziale a quelle che sono le logiche pubblicistiche ordinarie. Su questi profili avremo il piacere di sentire il presidente Tesore, che come anticipato dalla professoressa Zilli è il presidente di sezione della Corte dei Conti e autore di importanti pubblicazioni in materia di lavoro pubblico. Quindi prego Presidente, a lei. Grazie per questo invito, anche se incentrato su uno degli argomenti, direi, più commoventi e quasi pesanti di tutto il lavoro pubblico, il trattamento economico, tra l'altro con l'aggravante delle carriere non privatizzate, roba da cirrosi epatica per chi ci ascolta, e seconda come pesantezza questa materia solo alla funesta materia delle pensioni, che ahimè giudichiamo noi in Corte dei Conti, è una materia molto tecnica, e seconda solo, ecco, a voci care ai civilisti come pozzi e cisterne, loculi o urne votive, ecco, ma cercheremo di dire qualcosa di interessante per rendere un po' più accattivante. Tra l'altro ho patteggiato con la professoressa Riccardi un futuro invito su materie magari un po' più coinvolgenti. La mia materia di elezione è quella del procedimento disciplinare, che ho studiato per tutte le categorie, compresi i professori universitari, per cui ecco, bilanceremo in altra occasione con qualche tema più sistematico, più dogmatico, ma qualche profilo interessante anche nella fredda materia stipendiale cercherò di evidenziarvelo. Ora, prima di entrare nel vivo della materia, perché la professoressa Riccardi mi ha invitato? Perché penso di essere l'unico autore vivente, insieme col professor Carinci, ad aver scritto di pubblico impiego non privatizzato. Qualche anno fa coinvolsi il professor Carinci in questa sfida, un trattato sulle carriere non privatizzate, perché sul pubblico impiego privatizzato direi hanno scritto tutti, tranne il portiere del mio palazzo, insomma la produzione scientifica è anche eccessiva. Sulle carriere non privatizzate abbiamo qualche articoletto, come direbbe De Luca, scritto da qualche praticone del diritto settoriale, ma non un'opera sistemica, e allora cercammo di colmare col professor Carinci e soprattutto con alcuni esperti della materia come coautori, perché è una materia su cui devono scrivere persone che conoscono bene che cos'è la carriera diplomatica, quella prefettizia, fare il funzionario della Camera, del Senato, lavorare in un'autority, e quindi il combinato disposto, ecco, dell'accademia, della giurisprudenza e degli esperti interni ha portato a questo trattato sulle carriere non privatizzate, che ha retto anche al tempo, perché le carriere non privatizzate sono state toccate meno dalle riforme che si sono succedute in modo vorticoso. Su questo apro una parentesi: io sono assolutamente contrario a queste modifiche fatte spesso dalla funzione pubblica solo per far acquisire notorietà ai vari ministri che pro tempore si succedono. Quello, se si conoscesse realmente la pubblica amministrazione, la dirigenza, i funzionari hanno bisogno di stabilità normativa, non di modifiche ogni 6 mesi. Non è un caso che le forze armate, le forze di polizia, che ho il piacere di conoscere insegnando nelle loro scuole, hanno ordinamenti molto stabili, soprattutto le forze armate, grazie alla codificazione del 2010, alla quale mi onoro di aver contribuito come vicepresidente della commissione, ha oggi una sola fonte, anzi due: il codice dell'ordinamento militare per le fonti primarie e il testo unico dei regolamenti per quelle secondarie. L'amministrazione ha bisogno, ma non solo nel lavoro, anche nella contrattualistica e in tanti altri campi, di codificazioni. Non ha necessità di modifiche frenetiche, ha bisogno che
grazie anche all'opera nomofilattica degli organi apicali delle varie magistrature, ci sia stabilità di indirizzi, perché i contenziosi che funestano la pubblica amministrazione, sia davanti al GA che al GO, nascono soprattutto da sopravvenienze normative che tra l'altro spesso non servono proprio se non per appagare l'ego di qualche ministro pro tempore o per motivi nazional popolari, ma di cui non è avvertita affatto la necessità all'interno dell'amministrazione. Quindi questo ve lo dico a mo' di premessa, e quindi questo commentario, tornando al perché sono stato invitato, è stato ed è a tutt'oggi un punto di riferimento un po' per tutte le carriere non privatizzate, ma c'è un concorrente motivo per cui vi parlo di questa materia. Per una serie di circostanze personali io ho vissuto da un punto di vista professionale molte di queste carriere non privatizzate, anzi per una serie di singolari coincidenze ho lavorato solo per carriere non privatizzate. Il mio primo datore di lavoro fu tanti anni fa la Banca d'Italia, vinsi questo concorso e lavorai in Banca d'Italia. Sono poi passato in magistratura ordinaria e quindi ho conosciuto l'ordinamento giudiziario, la carriera della magistratura ordinaria. Sono passato poi in magistratura militare, una materia molto di nicchia sotto il profilo lavoristico, che ha un suo status simile a quello della magistratura ordinaria. Sono poi transitato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, che è una carriera magistratuale che però non giudica, difende le amministrazioni che hanno il patrocinio obbligatorio, talvolta anche facoltativo, e tra l'altro proprio lo status di avvocato dello Stato ha posto dei problemi stipendiali, il tema del nostro odierno incontro, di non poco momento, con il noto problema delle propine sulle cause vinte, che rientrano ai loro nel tetto dei 2,40, che è stata una delle più infelici novelle normative, e me ne spiegherò le ragioni tra poco. Infine sono approdato in Corte dei Conti che è una di quelle amministrazioni che condivide con altre una doppia anima, cioè all'interno della Corte dei Conti noi abbiamo personale non privatizzato, i magistrati, e personale privatizzato, il personale amministrativo. Questa caratteristica noi la riscontriamo anche in altre amministrazioni, ad esempio il Ministero della Giustizia, ecco, un tempo si chiamava di Grazia e Giustizia, oggi si chiama solo di Giustizia, anche se andrebbe chiamato solo di Grazia. Comunque il Ministero della Giustizia ha al suo interno magistrati, categoria non privatizzata, e personale amministrativo, il personale di cancelleria, il personale amministrativo che lavora al Ministero. Il Ministero dell'Interno ne ha addirittura, lì è proprio un mosaico di carriere privatizzate e non privatizzate. Abbiamo la carriera prefettizia non privatizzata, abbiamo la Polizia di Stato non privatizzata, abbiamo i Vigili del Fuoco non privatizzati, e poi c'è il personale amministrativo, il cosiddetto personale civile, che invece è privatizzato. Ma lo stesso, ecco, per la carriera diplomatica abbiamo i diplomatici al Ministero degli Esteri, ma abbiamo anche il personale amministrativo che è privatizzato. Quindi ci sono queste due anime, e quindi i gestori del personale di queste amministrazioni devono avere capacità eclettiche, zompettano tra regimi molto differenziati anche per procedimenti identici. Faccio un esempio per tutti: quello disciplinare è profondamente diverso per un militare o per un personale, un appartenente al personale civile che lavora al Dicastero Difesa, tanto per fare un esempio. Detto questo, tra l'altro le carriere non privatizzate, e questo è il terzo motivo per cui a parlarvene sono io, è anche giudicato dalla Corte dei Conti nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, ma anche in sede di controllo, ma anche in sede pensionistica, le tre funzioni della Corte dei Conti. Noi vagliamo spesso carriere, personale di carriere privatizzate e non privatizzate, anzi pochi lo sanno.
spesso si pensa che sia il giudice del lavoro il più profondo conoscitore del pubblico impiego. È vero, ma fino a un certo punto. Perché? Perché la magistratura che più di altre invece lavora sul pubblico impiego è proprio la Corte dei Conti, perché noi tramite le sezioni controllo, sia periferiche che centrali, vagliamo molti atti e rendiamo molti pareri, soprattutto ad enti locali, su questioni lavoristiche. In sede di giudizi di responsabilità vengono al pettine della Corte dei Conti tutte le patologie comportamentali relative ai profili lavoristici di carriere privatizzate e non privatizzate, non so, erogazione di somme contra legem, sbrachi in sede di contrattazione decentrata, 53,7, cioè incarichi extralavorativi non autorizzati, azioni mobbizzanti, il mobbing sfocia in azioni risarcitorie in sede civile, poi si fa la rivalsa in sede contabile nei confronti del dirigente persecutore, azioni disciplinari persecutorie. Ecco, queste ed altre questioni vengono molto spesso al vaglio della Corte dei Conti, che poi vaglia anche le questioni pensionistiche, delle quali ci parlerà il professor Vallacqua, e che sono una delle materie più tecniche in assoluto. Per le carriere non privatizzate lo sono ancora di più, ma sono anche stato, e così vi rivelo anche un dato personale, sono stato anche ricorrente, oltre che giudicante, anche i giudici fanno le loro cause, i loro ricorsi. Mi è capitato di fare ricorsi da magistrato ordinario in relazione a un istituto lavoristico di cui vi parlerò, che purtroppo è stato oggi eliminato, anche questa volta aggiungo stupidamente. Mi riferisco al principio della non reformatio impeius stipendiale, il cosiddetto trascinamento, un istituto che serviva a favorire la mobilità tra dipendenti che passano da un'amministrazione all'altra. Se io nell'amministrazione di provenienza, Banca d'Italia, guadagnavo di più passando in magistratura ordinaria, avevo il diritto di trascinare lo stipendio. Nel mio caso era una questione un po' discussa, perché la Banca d'Italia si discuteva se fosse amministrazione dello Stato in senso stretto, perché la norma riguardava le amministrazioni statali, quid iuris per Banca d'Italia, Camera, Senato. Ecco, il mio fu un leading case, tant'è che è citato nel libro di Cassese, Casi e questioni di diritto amministrativo, il caso Tenore. Fu il primo caso in cui il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ebbe a riconoscere la trascinabilità dello stipendio da Banca d'Italia a magistratura ordinaria. Oggi questo istituto è stato stupidamente eliminato. Dico stupidamente perché questo sfavorisce la mobilità, e parlo a voi accademici soprattutto. Molti di vostri colleghi, soprattutto giuristi di materie pubbliche o di diritto bancario, venivano dalla Banca d'Italia, dalla Camera, dal Senato, e facevano il concorso da accademici trascinandosi stipendi, direi doppi se non tripli rispetto ai vostri. Da un punto di vista personale voi lo ritenete iniquo, però la norma consentiva a persone di talento di transitare nel mondo accademico. Oggi non lo fa più nessuno un concorso di questo tipo. Perché? Perché se da accademico lo stipendio è un terzo di quello di un funzionario della Camera, si è persa questa mobilità, che a mio avviso invece andava incoraggiata. Chiusa questa parentesi, entriamo un po' nel vivo della nostra tematica. Una premessa sistematica. Poc'anzi la professoressa Riccardi ha detto giustamente che il numero degli appartenenti alle carriere non privatizzate non è marginale. Sono circa 500.000 gli appartenenti a queste categorie, con una forte prevalenza di forze armate e di polizia. Anche i magistrati sono circa 10-11.000, unendo tutte e tre le magistrature, ordinaria, contabile e amministrativa, quindi TAR, Consiglio di Stato. Abbiamo poi la carriera prefettizia, circa 1.100 appartenenti, 1.150 sono i diplomatici, 6.600 i dipendenti della Banca d'Italia. Adesso non voglio darvi numeri
all'incirca è stimato nell'ordine di 500.000 unità, a cui vanno aggiunti anche, questo è un altro tema molto interessante da un punto di vista lavoristico, quello del personale dell'intelligence, che dovrebbero essere 4.000, dico dovrebbero perché non ci sono dati ufficiali proprio per la funzione stessa che essi svolgono, ed è una carriera, qui amo ricordare lo studio del prefetto, del compianto prefetto Mosca sull'intelligence, è uno dei pochi studi che lambisce anche i temi lavoristici delle carriere preziosissime della nostra intelligence. 500.000 appartenenti a queste categorie molto litigiose. Pochi sanno, ecco, i lavoristi forse non sanno, perché è materia più che vede la difesa di amministrativisti, cosa che non ho mai capito, perché secondo me le categorie del lavorista vi devono spingere ad affrontare anche i giudizi dinanzi al TAR Consiglio di Stato. Dicevo, sono categorie molto litigiose, e forse uno dei motivi concorrenti sul perché alcuni sono stati privatizzati e altri no, a mio avviso va ricercato anche, questa forse è la ratio più saggia in assoluto, di non oberare il giudice del lavoro, che è letteralmente in ginocchio per il sovraccarico di lavoro, mi riferisco a quello ordinario. Ecco, di queste 500.000 unità assai litigiose, quindi non foss'altro che per motivi pragmatici io saluto favorevolmente il fatto che alcune categorie sono state sottratte alla privatizzazione e lasciate al giudice amministrativo che tra l'altro ha una cultura assai spiccata su queste categorie, perché dovete sapere che nei concorsi di secondo grado, mi riferisco al concorso al TAR e al Consiglio di Stato, che addirittura è di terzo grado, concorrono soggetti che hanno già un'esperienza di amministrazione attiva, sono spesso appartenenti a carriere prefettizie, magistrati ordinari, avvocati dello Stato, ufficiali anche delle forze armate, e quindi portano un background di matrice pubblicistica che è molto utile per decidere gli assai peculiari contenziosi che connotano queste carriere, che hanno uno status normativo non toccato, nei limiti che adesso vi preciserò, da fonti valevoli per altre categorie come il testo unico, il contratto collettivo. Loro hanno, le carriere non privatizzate, degli ordinamenti settoriali che tendenzialmente, in via di massima approssimazione, ruotano ancora intorno al vecchio DPR3 del 57, in qualche modo poi recepito, il vecchio testo unico impiegati civili dello Stato, recepito con alcuni adattamenti più significativi per le forze armate, come il colonnello Valletta evidenzierà, visto che c'è stata una codificazione, ma le altre carriere, quella prefettizia, la polizia, hanno ha avuto un forte impatto il DPR3 del 57, oltre ovviamente alle norme settoriali. Le ragioni di questa non privatizzazione di queste carriere ve le ha ben sintetizzate la professoressa Riccardi poc'anzi, ad esempio per i magistrati la non sottoponibilità a contratto collettivo di diritti, pretese economiche per una carriera che deve essere connotata da terzietà. Per altre categorie magari la forte gerarchizzazione che connota ancora oggi, per fortuna aggiungo, militari e forze di polizia, perché quando si perderà anche il metus delle gerarchie, purtroppo diventeranno come l'impiego civile attuale, cioè un impiego senza una reale parte dirigenziale. Questa poi è l'essenza della differenza tra pubblico e privato. Nel pubblico, ancorché privatizzato, manca un reale datore di lavoro. Ecco, invece nelle carriere privatizzate, il rimarco di conoscerle bene, perché da ormai 22 anni insegno nelle loro scuole, ho molto apprezzato spesso vengono considerate carriere antiche, quelle militari o di polizia, invece sono molto più moderne di quelle civili, e anche molto più etiche sotto molti profili, a cominciare dal reclutamento, tendenzialmente molto più meritocratico e selettivo, gli avanzamenti, un ufficiale, ecco, il colonnello Valletta oggi è in Borghese, ma ogni stelletta che un ufficiale appone sulle spalle è frutto di valutazioni
di valutazioni, un dirigente pubblico vince il concorso e nasce e muore dirigente. Un ufficiale è stato prima tenente, poi capitano, poi maggiore, poi tenente colonnello, poi se è bravo diventa colonnello, se è molto bravo generale a 1 stella, a 2 stelle e a 3 stelle. Ecco, in estrema sintesi, io non ho mai conosciuto un generale di corpo d'armata ignorante o incompetente o inidoneo alle funzioni. Nell'impiego privatizzato qualcuno l'ho conosciuto, in tutta onestà, e questo per dirvi che l'attenzione nelle forze armate anche all'aggiornamento professionale è molto più elevato che nell'impiego pubblico privatizzato. Quindi sfatiamo un mito: le carriere non privatizzate sono antiche. No, sono molto più avanti. Andate in una scuola militare, andate a vedere che tipo di corsi fanno, che tipo di aggiornamento iperspecialistico e culturalmente grandangolare. Un ufficiale delle forze armate ha 2 se non 3 lauree. E questo non sono pezzi di carta, sono pezzi di carta conquistati studiando. Vi dico questo perché sono poco conosciute le carriere non privatizzate, anche sotto il profilo didattico formativo hanno delle meravigliose scuole di formazione che ci invidiano anche all'estero. Detto questo, vi dicevo, questa non privatizzazione ha dei corollari poi per le carriere che non sono state privatizzate. Mi riferisco ad esempio alla natura degli atti gestionali del rapporto di pubblico impiego. Per le carriere privatizzate, come voi sapete, in base all'articolo 2 del testo unico 165 del 2001, per le carriere privatizzate si tratta di atti gestionali assunti con i poteri del privato datore di lavoro. Nelle carriere non privatizzate sono ancora atti e provvedimenti amministrativi, una sanzione disciplinare, un trasferimento, un ricomputo stipendiale, una sospensione cautelare. E questo distinguo, atti di natura privatistica, atti amministrativi, non è mera accademia, così questioni per giuristi, classificazioni. Le conseguenze pratiche sono notevolissime. Ad esempio, alle carriere privatizzate non si applica la legge 241 del 90, ma questo non ve lo dice Vito Tenore, lo ha detto ormai la Cassazione in almeno 40 sentenze. Come direbbe Di Pietro, la 241 non ci azzecca nulla con il pubblico impiego privatizzato, come qualche avvocato subito dopo la privatizzazione, decreto 29 del 93, provò a dire dinanzi al giudice del lavoro, suscitando una forte ilarità anche messa nero su bianco da alcuni giudici del lavoro. Dinanzi al giudice del lavoro mica si fanno valere gli atti, i vizi dell'atto amministrativo, violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza, si fanno valere le categorie privatistiche: nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, abuso di diritto, difetto di buona fede, cioè le categorie che l'avvocato lavorista fa valere nell'impiego privato le fa valere nell'impiego pubblico privatizzato. E ancora il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario. Le carriere non privatizzate vivono di ricorsi gerarchici e straordinari, i cosiddetti ricorsi dei poveri, o meglio dei poveri un tempo, quello straordinario adesso costa anche quello. Nell'impiego pubblico privatizzato non si può più fare un ricorso gerarchico o un ricorso straordinario, per il semplice motivo che il DPR 1199 del 71, la Bibbia in materia di ricorsi amministrativi, prevede l'esperibilità di questi rimedi interni nei confronti di atti amministrativi. Oggi nel pubblico impiego privatizzato, se un trasferimento, una sanzione disciplinare, una sospensione cautelare non è più un atto amministrativo, questo ricorso non è più proponibile, e questo ormai è un approdo assolutamente pacifico, così come è pacifico che nell'impiego pubblico privatizzato non c'è un istituto di cui invece si fa applicazione per le carriere
non privatizzate, mi riferisco all'autotutela, questo istituto di conio pubblicistico in base al quale chi ha commesso un errore può annullare, revocare, modificare, sospendere, come ci dice la legge 241. Tutte queste norme non si applicano al pubblico impiego privatizzato, dove però c'è l'omologo. Ecco, non si chiama autotutela, si chiamerà rettifica di errore materiale, correzione. Un datore privato, così come un datore pubblico privatizzato, può ben correggere un proprio errore gestionale, ma non si chiama autotutela, perché l'autotutela è un istituto di matrice pubblicistica. Detto questo, vi ho evidenziato un po' dei distinguo tra impiego pubblico e impiego privatizzato in relazione alla natura degli atti gestionali che connotano il pubblico impiego privatizzato, dove sono privatistici, e mentre sono attizio provvedimentali per le carriere non privatizzate. Voglio però dirvi che dei momenti pubblicistici esistono anche nel cosiddetto pubblico impiego privatizzato, e io so che tra i lavoristi vi è una pervicace resistenza a recepire questo, perché quando ci fu la privatizzazione i lavoristi cercarono di applicare le categorie a loro ben note anche al pubblico impiego privatizzato, dimenticando però una cosa, che il datore è pubblico e non è privato. Questo ha delle conseguenze in punto di diritto, ad esempio, nelle carriere anche privatizzate si accede per concorso, mentre nell'impiego privato si accede senza concorso, cioè io, capo del personale della Fiat o dell'Unicredit, assumo chi voglio, quando voglio e se voglio. Un ente pubblico, anche se il personale è privatizzato, deve fare un concorso, perché ci sono delle regole pubblicistiche da rispettare, così come le mansioni superiori. Nell'impiego privato, se io svolgo mansioni superiori, un bel giorno mi scoccio, faccio ricorso e il giudice mi inquadra nella qualifica superiore. Nell'impiego pubblico, ancorché privatizzato, bisogna scordarselo questo, perché? Perché c'è un'espressa norma che lo vieta, in quanto alle qualifiche superiori si accede solo per concorso. E ancora il regime di esclusiva che connota lo status di pubblico dipendente, privatizzato o non privatizzato. Il dipendente pubblico, quale che sia la sua carriera di appartenenza, è al servizio esclusivo della nazione. Questo gli impedisce, come regola, di svolgere altre attività, a differenza dell'impiego privato. Nell'impiego privato io alle 2, alle 4 timbro e faccio quello che voglio, doppi, tripli, quadrupli lavori, con un solo limite, il divieto di attività in concorrenza con il mio datore. Nell'impiego pubblico no, nell'impiego pubblico io sono al servizio della nazione, quindi del mio datore, salvo alcune attività che sono autorizzabili in base all'articolo 53 del testo unico, che vale anche per le carriere non privatizzate. Ora, vi ho detto testo unico 165, applicabile anche alle carriere pubbliche non privatizzate. Partirei, prima di affondare il bisturi nella tematica stipendiale in senso stretto e per chiudere l'inquadramento sistemico, che è la chiave di lettura per meglio comprendere le carriere non privatizzate. Un altro tema sistemico rilevante, a mio avviso, è quello relativo alla applicabilità del testo unico 165 alle carriere sottratte alla privatizzazione. Sovente, perlomeno a orecchio, si ritiene che il testo unico 165 si applichi solo alle carriere privatizzate. Non è così, e mi sono sforzato di dimostrarlo per tabulas in un articolo pubblicato sul lavoro Diritti Europa, un'interessante rivista telematica che sta sbaragliando la concorrenza grazie a un distillato di articoli veramente molto interessanti e anche molto approfonditi, con un grande vantaggio: è aperta a tutti ed è anche gratuita.
immagino che la conosciate. Ecco, in questo articolo mi sono sforzato, analizzando articolo per articolo il testo unico 165 del 2001, di smentire questo dogma della non applicabilità dei principi del testo unico 165 anche alle carriere sottratte alla privatizzazione. Ad esempio, la nota scissione tra vertice politico e vertice gestionale, codificato negli articoli 4 e 5 del testo unico, negli articoli 14, 16 e 17 del testo unico 165, vale anche per le carriere non privatizzate, cioè il ministro fa il ministro, fissa le direttive, gli obiettivi, la dirigenza, in divisa o senza divisa, gestisce beni, uomini e cose. E questo vale anche per le carriere sottratte alla privatizzazione, ma questo non ve lo dice solo chi vi parla, lo ha detto il Consiglio di Stato in tantissime sentenze in cui ha detto ogni qualvolta, del resto dice la stessa cosa l'articolo 70,6, questo non ve lo dimenticate mai, 70,6 del testo unico 165, ci dice che dal 23 aprile 98 le disposizioni che attribuiscono competenze all'organo politico si intendono, ecco, attribuite alla competenza dei dirigenti. Questo sta a dire che ogni qualvolta in una legge settoriale, anche per le carriere non privatizzate, c'è la parola ministro, va sostituita per gli atti gestionali del personale con la parola direttore generale o comandante generale a seconda dei casi, e questo deve essere ben metabolizzato, perché mi è capitato, nonostante il marmoreo, lapidario indirizzo confermativo del Consiglio di Stato di quello che vi sto appena dicendo, di leggere un abnorme parere dell'Avvocatura dello Stato che, mi sia consentito dirlo ai miei ex colleghi, fa un po' accapponare la pelle, nel senso che afferma che nei confronti di un direttore generale del DAP, carriera anche quella non privatizzata, il Dipartimento Penitenziario, l'azione disciplinare nei suoi confronti compete al Ministro della Giustizia. Ecco, questo significa sconoscere con la S davanti le più elementari regole del testo unico, che hanno sostituito la parola ministro a direttore generale, nel caso di specie il capo del DAP, che è un capo dipartimento, e quindi spetta a lui la potestà disciplinare nei confronti dei suoi sottordinati dirigenti di prima e seconda fascia. E ancora, le norme che fissano le norme che fissano all'articolo 7 la parità tra uomo e donna, l'assenza di forme di discriminazione nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, è norma a mio avviso applicabile anche alle carriere non privatizzate. E ancora il limite al conferimento di incarichi a consulenti esterni, articolo 7 del testo unico 165, è sicuramente applicabile anche alle carriere non privatizzate. Non è che, non so, al Ministero della Difesa danno incarichi così a cacchio, invece di darli all'Avvocatura dello Stato li danno ad avvocati del libero foro, finiscono alla Corte dei Conti se fanno cose di questo tipo, e quindi la norma si applica anche alle carriere non privatizzate, come si applica l'articolo 23 bis che prevede l'aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti pubblici e privati, che vedrei senz'altro applicabile anche alle carriere non privatizzate, così come la vedrei applicabile l'articolo 11 sull'URP, l'ufficio relazioni col pubblico, si applica senz'altro anche alle carriere non privatizzate. E così ancora la non partecipazione, articolo 35 bis del testo unico 165, la non partecipazione a commissioni di concorso di gara di soggetti condannati anche con sentenza non in giudicato per reati contro l'APA. Questa è una norma che si applica anche alle carriere non privatizzate. E ancora l'accesso concorsuale a cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea,
dell'Unione Europea. Qui per qualche carriera si è posto qualche problema, però tendenzialmente a mio avviso si applica per tutte le carriere, anche quelle non privatizzate, come non si può non applicare la norma sulle mansioni superiori, quella che vi ho poc'anzi ricordato, che vieta l'attribuibilità della qualifica superiore anche se si svolgono mansioni superiori al più nell'impiego pubblico si può ottenere il pagamento. A mio avviso la norma vale ancora di più per le carriere sottratte alla privatizzazione, dove ogni progressione di carriera è frutto di avanzamenti, di valutazioni per merito comparativo e così via. Ma ancora vedrei applicabili, già ve l'ho detto poco fa, le norme sovente al pettine della Corte dei Conti sul 53,7 e 7 bis, cioè gli incarichi esterni che nessun dipendente può svolgere se non previa autorizzazione. Questo vale per i privatizzati e non privatizzati. Tante altre sarebbero le norme che con voi passerei in rassegna, ma visto il tempo a disposizione, come dicono gli avvocati, mi riporto, ecco, a questo articolo sul testo unico 165, l'applicabilità alle carriere non privatizzate. Sicuramente, ad esempio, non sono applicabili alle carriere sottratte alla privatizzazione alcune norme che sono tipiche del pubblico impiego privatizzato. Mi riferisco ad esempio tutta quella parte degli articoli 7 e 36 sulle forme flessibili, ecco, che non vedrei assolutamente applicabile a un carabiniere a tempo, no? A tempo determinato, non lo vedrei, così come delle co per fare il poliziotto, insomma, o il magistrato. Così come lo spoil system, articolo 17,8 del testo unico 165, cioè la caduta dei vertici nei 90 giorni dall'insediamento del nuovo governo, non trovano applicazione per le carriere in regime di diritto pubblico. Questo lo ha detto anche un noto parere del 2002, il 2552 del Consiglio di Stato, così come non trova applicazione l'articolo 21 sulla responsabilità dirigenziale, un istituto in verità virtuale anche per le carriere privatizzate, cioè in letteratura ci sono 3 casi nella storia, dal 1972 esiste la responsabilità dirigenziale su cui anche alcuni vostri colleghi, come la mia amica la professoressa Nicosia, ha scritto una monografia che però si fonda in letteratura giudiziaria su 3 casi in letteratura. Questo per le carriere privatizzate, ma la norma non è applicabile alle carriere in regime di diritto pubblico, che hanno però dei regimi valutativi in ordine al perseguimento di risultati e performance che sono anche più validi e utilizzati, cioè alcuni nelle carriere non privatizzate, se non rendono gli si stronca la carriera, invece nell'impiego pubblico privatizzato questa normetta è sostanzialmente non valgono le regole sulla contrattazione collettiva, relazioni sindacali e trattamento economico di cui agli articoli 40 e seguenti, perché come meglio vedremo, soprattutto con il colonnello Valletta, le carriere sottratte a privatizzazione hanno regimi di contrattazione molto diversi rispetto a quelle privatizzate. Detto questo, entriamo nel trattamento economico che è quello che ci spinge ad alzarci la mattina e andare a lavorare, che ci spinge a studiare, a fare concorsi, a sottoporci ad avanzamenti, a fare straordinari. Ecco, da un punto di vista scientifico c'è poco dibattito sulle questioni economiche, è una materia poco dogmatica, già ve l'ho detto. Invece la giurisprudenza è ricchissima. Quando si tocca il portafoglio all'italiano e soprattutto al pubblico dipendente, fioccano ricorsi contenziosi, e qui non c'è distinguo tra carriere privatizzate e non privatizzate. Questi contenziosi pecuniari, io li chiamo così, nascono o per avere di più
da un punto di vista economico, stipendiale, buonuscite e persino pensioni, o per restituire di meno. Noi abbiamo molti giudizi su percezioni di somme più o meno in buona fede e molti dipendenti non vogliono restituire, quindi si litiga su questioni stipendiali o per avere di più o per restituire di meno. Questi sono i due macro filoni che connotano i giudizi dinanzi al plesso TAR Consiglio di Stato. Abbiamo anche, ma lo vedremo tra poco, questioni di calcolo di indebiti al lordo, al netto, restituzione sin integrum, ma ve ne parlerò molto a breve. Io articolerei ciò che sto per dirvi in due macro tematiche, una, quella a me più vicina e che forse vi interessa un po' di più perché è meno conosciuta di altre, è quella delle retribuzioni dei magistrati. La seconda parte del mio intervento sarà una sorta di miscellanea sulle questioni stipendiali che più di frequente vengono dinanzi al pettine del TAR Consiglio di Stato. Partendo dalla magistratura, in realtà il tema dello stipendio del magistrato, mi sia consentito dire, è un tema forse più alto rispetto alla questione meramente lavoristica. Perché? Perché è una questione per costituzionalisti lo stipendio del magistrato, perché come ha poc'anzi detto anche la professoressa Riccardi nella sua introduzione, la retribuzione del magistrato attiene all'indipendenza e all'autonomia della magistratura. Da qui la determinazione e l'adeguamento del trattamento economico non affidato ai contratti collettivi o al Parlamento. Qui non è un rapporto tra lavoratore e datore, ma è una funzione pubblica che viene svolta in modo terzo e indipendente e come tale va remunerata. Ora, i magistrati sono lo 0,3 dei pubblici dipendenti in servizio, quindi noi abbiamo un modesto impatto finanziario e lo stipendio del magistrato è connotato da una grossa forbice tra la retribuzione d'ingresso della magistratura ad inizio carriera, che è comparabile, anzi è meno della metà di quella di un dirigente di primo livello, diciamo così, di seconda fascia. C'è una grossa forbice quindi tra lo stipendio d'ingresso e quello di fine carriera in buona sostanza, ed essendo poi tendenzialmente una progressione a ruolo aperto, questo porta a uno stipendio elevato a fine carriera ma molto basso all'inizio. E lo stesso si ripercuote poi sul trattamento anche di fine rapporto. Vi dicevo, è una questione per costituzionalisti il trattamento economico dei magistrati, perché la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sui giudici del 17 novembre 2010, non casualmente chiamata indipendenza, efficacia e responsabilità, raccomanda agli Stati membri che la disciplina in materia di remunerazione dei magistrati sia stabilita per legge e che la retribuzione sia commisurata al ruolo professionale e alla responsabilità del magistrato, tale da rendere i giudici, leggo testualmente, immuni da qualsiasi pressione o influenza esterna sulle decisioni. Viene previsto quindi anche per il profilo pensionistico un ragionevole rapporto tra trattamento pensionistico e retribuzione dei giudici in servizio. Come è stato detto nell'introduzione, i magistrati sono l'unica categoria di pubblici dipendenti privi di una contrattazione collettiva. Questo, attenzione, non è un elemento che connota tutte le carriere sottratte alla privatizzazione. Ci sono contratti collettivi che prevedono adeguamenti normativi, retributivi, per tutti i dipendenti in regime pubblicistico, vale per la carriera prefettizia, per quella diplomatica, per il personale militare e delle forze di polizia, vale per i dirigenti della polizia penitenziaria, insomma tutte, compresa Banca d'Italia, Consob, Antitrust, hanno
un regime contrattualizzato che poi confluisce in un DPR. Per i magistrati no. Qual è la ratio di questa sottrazione? Ce la condensa in modo molto efficace la Corte Costituzionale con l'ordinanza 233 del 2017. Questo sistema ope legis di fissazione dello stipendio dei magistrati è volto ad attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura e risponde all'esigenza di rilievo costituzionale di delineare un meccanismo che svincoli la progressione stipendiale da una contrattazione e che comunque eviti il mero arbitrio di un potere sull'altro. Ecco, parole molto efficaci come da consulta, che condensano questa valenza pubblicistica del trattamento ope legis del magistrato, un trattamento che è onnicomprensivo ed è composto da stipendio, indennità integrativa speciale, indennità giudiziaria. Il tutto è fissato dalla legge 97 del 79 e dalla legge 27 dell'81, istitutiva della cosiddetta indennità giudiziaria. La retribuzione base è fissata da tabelle introdotte sin dal 51, legge 392 del 51 e successive modifiche, e progredisce questo trattamento con lo sviluppo di carriera. Da noi non sono previste indennità come in altre carriere pubbliche, se non l'indennità speciale per chi lavora in sedi disagiate, questo per incoraggiare soprattutto i giovani a raggiungere sedi disagiate, c'è un'indennità speciale. Abbiamo poi la cosiddetta indennità di prima sistemazione della legge 97 del 79, quella che fa tanto litigare, ecco, gli amici delle forze armate. Abbiamo poi una indennità poco nota ai più che percepiscono i consiglieri di Cassazione del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti delle sedi centrali se lavorano in sedi periferiche, questo per incoraggiare la mobilità da altre regioni ed evitare che Cassazione, Consiglio di Stato e sezioni centrali della Corte dei Conti siano appannaggio di magistrati esclusivamente romani. La nostra retribuzione viene aumentata in base a 8 classi biennali del 6%, calcolate sullo stipendio base della qualifica, e ci sono poi aumenti biennali del 2,5%. È una materia molto complessa e data l'ora non voglio, ecco, rovinarvi con calcoli di questo tipo, anche perché siamo anche prossimi alla conclusione. Rubo solo qualche minuto. C'è poi un adeguamento automatico triennale con un DPCM previsto dalla legge 97 del 79, che si calcola questo adeguamento sulla base di un paniere degli aumenti percepiti da altre categorie del pubblico impiego. È un paniere molto sfavorevole per il magistrato, perché non tiene conto degli incrementi, ad esempio, dei dipendenti delle autorità indipendenti, e ci sono studi che hanno evidenziato, sono gli unici in circolazione, che nel biennio 2020-2021, a fronte di un incremento del più 11 che hanno avuto i dirigenti privatizzati, l'incremento per i non privatizzati è stato del 4,9, quindi 11 per i privatizzati, 4,9 per i non privatizzati, per i magistrati il 4,8, quindi è un paniere non molto favorevole. Vengono inspiegabilmente esclusi i magistrati dagli interventi una tantum previsti dal legislatore. Mi riferisco alla legge 197 del 2022, la legge di bilancio 2023, che ha previsto incrementi economici per tutte le categorie tranne i magistrati, ed eccezione ancora più stolta lo percepiscono invece i magistrati che lavorano negli uffici ministeriali. È una bizzarria normativa. Chiudo
per quanto riguarda i magistrati con 2 pennellate. L'indennità giudiziaria, vi ho detto che accanto allo stipendio base si ha un'indennità giudiziaria correlata ai rischi dello status magistratuale. Veniva sottratta alle donne in stato di gravidanza. Ci sono stati ricorsi che poi hanno portato ad una legge del 2004 che consente la percezione, perché non è che se uno è incinta non è più a rischio, è lo stesso rischio che si corre anche rimanendo a casa per chi ha fatto indagini soprattutto molto importanti, viene però decurtata in caso di malattia, a differenza di altre categorie professionali che conservano indennità anche in caso di malattia. È stato eliminato, ve l'ho già detto, il principio della non reformatio in peius, cioè il trascinamento stipendiale. Avrei voluto parlarvi anche di, se mi date 5 minuti, 5, la professoressa Zilli mi dà una deroga di 3 minuti, abbiamo patteggiato 3 minuti, va bene. Allora, una miscellanea delle questioni che hanno riguardato, perché non volevo incentrare solo e soltanto su questioni magistratuali. Allora, le questioni più frequenti dinanzi al complesso TAR Consiglio di Stato, quali sono? Il recupero di somme percepite indebitamente in buona fede. Ecco, qui il Consiglio di Stato e il TAR sono lapidari nel dire che non c'è alcuna buona fede, le somme vanno restituite. Questo a differenza invece degli indebiti pensionistici, dove la buona fede viene valorizzata nei tanti contenziosi dinanzi alla Corte dei Conti. Abbiamo questioni molto tecniche, queste care anche ai lavoristi. Fate tesoro della giurisprudenza anche amministrativa, perché spesso affronta cose che anche il lavorista privatizzato, diciamo così, affronta dinanzi al GO. Mi riferisco alla restituzione in integrum del dipendente che subisca una sospensione cautelare. Voi sapete, in sospensione cautelare si ha a metà stipendio, un assegno alimentare. Se poi in sede disciplinare, a sua volta a ruota di quello penale, il dipendente viene assolto, ha diritto alla restituzione in integrum, la differenza tra retribuzione piena e assegno alimentare. Come si calcola? E qui c'è una iperproduzione di sentenze sia della Cassazione Lavoro sia molto illuminante del giudice amministrativo. Fatene tesoro perché sono molto molto interessanti. C'è poi il tema del calcolo all'ordo, al netto delle somme da restituire a mamma amministrazione, e qui a fronte di un indirizzo univoco del GO e del GA vanno calcolate al netto. Solo l'ottusa giurisprudenza della Corte dei Conti ritiene invece che si debba calcolare all'ordo. Mi riferisco ad esempio alle condanne per attività extralavorative. Voi sapete, chi svolge attività extralavorative, e questo è accaduto anche nel mondo universitario, deve restituire tutto ciò che ha introitato senza aver chiesto autorizzazione non a chi gli ha dato l'incarico, all'università. Ecco, va dato all'ordo o al netto. A fronte di indirizzi del GA e del GO, secondo cui si calcola al netto, solo la Corte dei Conti le calcola all'ordo. Io non condivido affatto questo indirizzo, che ho stigmatizzato nelle sentenze che scrivo, ma purtroppo l'hanno detto le nostre sezioni riunite, per cui ve ne do contezza. Da ultimo c'è il tema della prescrizione dei crediti retributivi, altra questione che mensilmente funesta i contenziosi dinanzi al TAR Consiglio di Stato. I crediti retributivi dei dipendenti pubblici sono soggetti alla regola generale della prescrizione quinquennale e decennale solo nei casi in cui la stessa amministrazione debba riconoscere e determinare quantitativamente il diritto vantato dal dipendente con apposito atto formale. Negli altri casi la prescrizione è quinquennale. Detto questo, io mi fermo qui. Avrei voluto parlarvi di tante altre cose, come le propine per gli avvocati pubblici, l'equo indennizzo, il diritto, anzi il non diritto ad un trattamento economico identico a fronte di mansioni eguali, su cui ci sono tante belle sentenze del Consiglio di Stato. Spero di essere stato esaustivo e soprattutto, ecco,
il contenzioso che più di altri sta facendo in questi ultimi mesi, anzi direi anni, lavorando sia il giudice ordinario del lavoro, sia il giudice amministrativo, sia la mia Corte dei Conti, è il più volte richiamato tema delle attività extra lavorative del pubblico dipendente. Fate molta formazione su questo tema, perché non vi nascondo che sono sentenze anche dolorose quelle che dobbiamo scrivere nei confronti di dipendenti che, se avessero avuto idonea formazione, avrebbero chiesto l'autorizzazione. Spesso lo fanno per ignoranza, fanno studiare i figli con qualche lavoretto extra, si pagano il mutuo di casa, poi arriva la Corte dei Conti e li condanna a restituire. Ora, fin quando queste cose le fa un professore universitario, figlio di buona donna, che finge di essere a tempo pieno e invece è a tempo definito, non mi riferisco ai giuristi che sono molto attenti, ma soprattutto architetti, ingegneri e medici che si mettono a tempo pieno e poi si fanno fare finte consulenze che si possono fare, ma se sono consulenze, se attività libero professionale, devi restituire tutto ciò che hai introitato. E questo è un filone, quello dei furbetti, che io chiamo dolo di proterbia. Un conto sono infermieri, persone poco attrezzate culturalmente, che attraverso la vostra formazione devono essere resi edotti che, se le attività sono occasionali, l'autorizzazione la hanno, però la devono chiedere, che se no poi arriva la Corte dei Conti e vi assicuro è anche molto doloroso assumere decisioni di questo tipo. Detto questo, io vi ringrazio e mi scuso con gli altri relatori se dovrò assentarmi, ma è una giornata un po' vorticosa, per cui in corso d'opera dovrò sparire. Grazie ancora. Grazie Presidente Tenore. Ora cediamo la parola al Colonnello Gaetano Valletta, che è il capo dell'Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che approfondirà dei profili relativi al personale del comparto difesa e sicurezza e che ci darà anche delle anticipazioni succose sulle importanti innovazioni che si stanno registrando proprio in questi giorni nelle procedure di tipo negoziato che si svolgono in questo comparto. Grazie Colonnello, la prego di tenersi con la sua relazione fino alle 17, non oltre. Grazie. Grazie a voi, buongiorno. Intanto permettetemi di ringraziare tutti i responsabili di CLIP, che assolutamente, oramai siamo alla terza edizione, parlavo proprio poco fa con Valerio Talamo alla funzione pubblica. Saluto il professor Boscati, la professoressa Zilli, unitamente alla professoressa Riccardi che ha introdotto il tema di oggi. E per quanto mi riguarda, appunto, metterò il focus e l'attenzione proprio sul personale in regime di diritto pubblico, con particolare riguardo al comparto difesa e sicurezza. Dicevo, le novità che abbiamo proprio in questi giorni sono proprio quello per cui all'interno delle forze armate e forze di polizia e ordinamento militare sono state inserite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che sono un'assoluta novità. Per noi militari la libertà sindacale era assolutamente vietata, invece con la sentenza che del 2018 della Corte Costituzionale, finalmente questo diritto soppresso, negato, è stato esteso ai militari con in maniera vigilata da parte del legislatore, con un binario e dei criteri ben predefiniti. Allora, intanto mi faccio aiutare dai lastrini in modo tale che la mia disquisizione è un po' più comoda anche per chi ci ascolta. Noi abbiamo visto che il personale della pubblica amministrazione, lo diceva bene il Presidente Tenore, che saluto e ringrazio perché è sempre un piacere poterlo ascoltare, fa circa 3.200.000 persone, e in questo c'è una parte di personale in regime di diritto pubblico, cioè sottratto a quella che noi sappiamo essere la privatizzazione, perché viene dato particolare interesse alla funzione svolta e quindi anche a una tutela della funzione svolta, e quindi anche forme contrattuali devono essere sempre alla fine recepite con DPR, quindi c'è sempre una parte pubblicistica. In tutto questo personale, infatti, lo possiamo ulteriormente semplificare e dividere tra personale contrattualizzato, dove l'accordo contrattuale c'è, ma viene recepito con un DPR che in qualche modo rende
pubblico e quindi sottopone a regime di diritto pubblico e quindi a controlli da parte della parte pubblica, in questo caso del governo, che chiamiamo il DPR, dell'accordo contrattuale. E poi c'è il personale dirigente, che è una minima parte, dove il contenuto del rapporto di impiego parte, parliamo di diplomatici, prefetti e personale della carriera penitenziaria, è definito addirittura con legge dello Stato, cioè non solo non sono non privatizzati, quindi regime di diritto pubblico, ma hanno anche, non hanno proprio il contratto. Da un punto di vista delle fonti normative passiamo, c'è il testo unico del pubblico impiego, il 165 del 2001, che l'articolo 3 effettivamente dice qual è il personale in regime di diritto pubblico che rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti, e questo abbiamo visto, ce lo dice il Presidente Tenore, sono i magistrati, quindi la carriera della magistratura, le forze dell'ordine, le forze di polizia e anche alcune attività di carattere creditizio. E poi ancora ci sono i professori e i ricercatori universitari. E anche qua l'altra specialità, se la vogliamo chiamare, specificità del personale in regime di diritto pubblico è l'eccezione fatta per questo tipo di personale, per cui le controversie vanno davanti al giudice amministrativo, ma questo ce l'ha spiegato già bene il professor Tenore. Veniamo a noi, il trattamento economico del personale del comparto difesa e sicurezza. Ci sono due macro aree, il personale contrattualizzato e il personale dirigente. Il personale contrattualizzato ha il contratto in scadenza, il triennio è 2022-2024, vi dicevo proprio poco fa ero alla funzione pubblica e abbiamo avuto un incontro tra la funzione pubblica e i sindacati delle forze di polizia e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dei militari, come fatto assolutamente nuovo. E per quanto riguarda le forze armate e forze di polizia, il personale contrattualizzato va dal carabiniere semplice o finanziere, o se preferite aviere, soldato o marinaio, fino al grado di capitano. Dopodiché dal grado di maggiore fino a generale di corpo d'armata si hanno i dirigenti. Per questo tipo di personale le voci sia stipendiali sia fisse che accessorie sono appunto definite con un accordo contrattuale, e la procedura per disciplinare questa forma di rapporto di impiego è stata definita con il decreto legislativo il 195 del 95, che fu una completa rivoluzione quando venne emanato, perché allora gli accordi contrattuali fino a quella data li faceva solo la Polizia di Stato, che è diventata smilitarizzata con la 121 dell'81. Chiaramente questo accordo contrattuale, proprio perché siamo in un regime pubblicistico, deve essere recepito col decreto del Presidente della Repubblica. L'ultimo che è stato recepito per le forze di polizia e ordinamento militare è il 57 del 2022 per il triennio 19-22. Qual è la novità a cui assistiamo proprio in questo periodo? Il fatto che c'è stata, se mi passate il termine, la sindacalizzazione delle forze armate e delle forze di polizie a ordinamento militare, per cui anche per i contratti in corso il rapporto di impiego è definito presso la funzione pubblica, dove c'è la delegazione trattante delle amministrazioni di cui io faccio parte, sono responsabile. Dall'altro lato abbiamo le associazioni sindacali della forza di polizia e ordinamento civile e a fianco questa novità delle associazioni sindacali dei militari. Da dove nasce tutto questo? La sentenza storica che tutti conosciamo è quella della Corte Costituzionale del 2018. La Corte Costituzionale in verità ha anche un po' cambiato il suo atteggiamento, perché in passato aveva dato il benestare a che esistessero le associazioni sindacali della Polizia di Stato, ordinamento civile, dopo la smilitarizzazione, e aveva detto che continuava a permanere la negazione della libertà sindacale, la possibilità di organizzarsi per i sindacati dei militari, perché non era compatibile con quello che è la coesione e la gerarchia. Per la prima volta invece la Corte Costituzionale cambia principio e dice effettivamente il diritto non può essere negato, ma può essere
affievolito o quantomeno disciplinato. E questo perché c'è stato imposto da una normativa sovranazionale, e sappiamo che sono gli articoli 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 5 e 6 della Carta sociale europea, per cui la Corte Costituzionale, facendo proprie queste novità, questa, se mi passa il termine, quasi imposizione sovranazionale, perché l'Italia era l'unica ad essere rimasta fuori, ha finalmente sentenziato con la 120 del 2018 la possibilità per i militari di poter costituire associazioni sindacali, tant'è che dichiara illegittimo un comma l'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui esclude il diritto di libertà sindacale per i militari. E però fa anche un'altra cosa, dice attenzione, il legislatore deve disciplinare la materia e non solo, dice anche quali sono i principi, il binario di riferimento con cui la materia debba essere disciplinata. Quindi la Corte Costituzionale è stata chiarissima su questo. Sì, ci deve essere questo principio negato, ma deve essere disciplinato e deve essere il legislatore a farlo. Quali sono gli elementi chiave per aver inserito questa novità, la libertà sindacale? Intanto limitata al rispetto degli interessi collettivi superiori, l'imparzialità e la neutralità della funzione. Perché dico questo? Perché questi due elementi erano alla base della sindacalizzazione della forza di polizia, laddove si diceva a suo tempo con la 121 dell'81 che la funzione della polizia di stato smilitarizzata dovesse essere imparziale e neutrale, e quindi la libertà sindacale era possibile con delle regole. Dall'altro lato invece era stata negata ai militari per principi di coesione, invece questa volta la Corte Costituzionale ha concesso questa regolamentazione nuova dicendo purché si rispettino questi interessi collettivi superiori di coesione interna, efficienza, efficacia, l'unità delle forze armate che sappiamo essere un elemento chiave, soprattutto quando pensate a in un momento di ordine pubblico per quanto attiene i carabinieri, in un momento di polizia militare per quanto attiene di contingenti militari all'estero, laddove l'unità, la subordinazione e la gerarchia sono elementi chiave per garantire poi la successiva prontezza operativa. Sempre del personale contrattualizzato, vediamo adesso le associazioni professionali hanno un'attività limitata, innanzitutto a tutelare gli interessi collettivi, però dall'altro lato non devono interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. È il motivo per cui il legislatore ha dato dei binari ben precisi su cui questa attività sindacale possa essere attuata e non è libera come avviene nel mondo privatistico. E le competenze fondamentalmente, a parte possono anche dare servizi rispetto a quella che era la vecchia rappresentanza militare, sono limitate al contenuto del rapporto di impiego. Basti pensare lo stesso nominativo dato di associazione professionale, cioè diamo caratteri sindacali tra militari, il titolo stesso connota cosa possono fare, cioè il contenuto del rapporto di impiego. Alcune altre prerogative, ma sono minimali, come attività culturali e assistenziali, perché l'interesse collettivo da tutelare è sempre quello per i militari e per le forze di polizia e ordinamento militare, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della difesa della patria. Tant'è che hanno delle competenze escluse, che sono quelle ordinative, quelle dell'articolazione dell'orario di lavoro e soprattutto l'impiego del personale, perché per noi l'impiego del personale è un ordine di servizio, va eseguito e basta. Tra le tante novità, il primo riconoscimento delle associazioni nostre rappresentative c'è stato proprio qualche tempo fa, il 29 marzo, con un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 29 marzo scorso, che è stato pubblicato il 6 aprile del 2024. Tra l'altro il 24 aprile scorso abbiamo avuto davanti ai ministri della difesa, della giustizia, economia e dell'interno, teneva il tavolo il ministro Zangrillo, l'apertura della contrattazione per il personale contrattualizzato. Vediamo ancora altro elemento di interesse. A fronte della sentenza della Corte Costituzionale è stata emanata la legge 46 del 2022, che non è altro che una norma quadro
che va a disciplinare proprio la libertà sindacale dei militari, e a fronte di questa norma poi ci sono stati tanti decreti discendenti, decreti legislativi che hanno inserito questa legge all'interno del codice dell'ordinamento militare, decreti che hanno stabilito come si attuano le deleghe per le associazioni professionali. L'ultimo, dicevamo poco fa, è proprio quello sulla un decreto per la rappresentatività. Questa legge ha imposto delle regole molto chiare, cose che i sindacati nel mondo privato non hanno: verifica preventiva e periodica degli statuti. E questo è importante, tant'è che questo viene fatto dal Ministero della Difesa. Presso il gabinetto del Ministro c'è una struttura dedicata, Ministero della Difesa e dell'Economia, perché le APCSM ce l'hanno Finanza e Carabinieri. È necessaria l'iscrizione all'albo ministeriale delle associazioni, quindi non si tratta di riconoscimento della personalità giuridica, ma una via di mezzo, quindi un'iscrizione all'albo. È vietato assumere la rappresentanza esclusiva di una o più categorie, per esempio solo ufficiali e solo sottufficiali, ma ciascuna categoria deve essere rappresentata al massimo al 75% degli iscritti. Qual è il motivo per cui si è fatta questa scelta? Perché non possono prevalere gli interessi di una categoria in particolare. Pensate ad un ambiente militare, non può essere prevalente l'interesse a favore di un altro, laddove ci sono delle regole dettate dalla disciplina. Quindi la salvaguardia dei principi cardini dell'ordinamento militare, che abbiamo detto essere coesione, neutralità, la prontezza operativa, non devono mai mancare nell'ambiente militare. Per quanto attiene invece, andiamo adesso al trattamento economico fisso e continuativo del personale della difesa. Abbiamo anche qua fondamentalmente come dire, gli istituti principali sono lo stipendio, l'indennità mensile pensionabile e l'indennità di impiego operativo per le forze armate. Ma qual è la caratteristica principale del trattamento economico del comparto difesa e sicurezza? C'è una grande prevalenza di indennità accessorie che vanno a compensare i disagi che il personale ha nello svolgimento di attività di servizio, e poi le vedremo. Infatti proprio la componente accessoria addirittura a volte arriva fino al 30-40% dello stipendio, laddove va a compensare questi disagi e a premiare il militare che fa questo sforzo in più, a differenza di quando avviene nelle altre pubbliche amministrazioni, dove la componente fondamentale è lo stipendio. Da noi c'è una grossa prevalenza di indennità, perché va a premiare chi lavora di più, chi si impegna di più e chi subisce maggiore disagio. Ci diceva il ministro Zangrillo che una cosa vorrebbero inserire anche nel comparto funzioni ministeriali, laddove vorrebbero inserire tutta una serie di indennità proprio per stimolare la premialità, proprio per stimolare l'efficienza. Tra gli emolumenti più importanti abbiamo tantissime indennità per i servizi esterni, notturni, missioni straordinarie, che poi vedremo un po' più avanti se riusciamo ad avere tempo. Andiamo a noi. Il trattamento economico fondamentale del personale contrattualizzato. Abbiamo già visto che c'ha i 3 macrosettori: c'è lo stipendio parametrale, l'indennità mensile pensionabile e l'assegno funzionale. Lo stipendio parametrale fu inserito nel 2003 per le forze armate e forze di polizia, introducendo il sistema dei parametri, abolendo i vecchi livelli retributivi che c'erano, ed è stato inserito, è stato avviato come dal primo anno di riferimento a partire dal 1° gennaio 2005. Il parametro è verticalizzato ed è collegato al grado e alla qualifica rivestita, perché c'è un criterio di progressività. Anche all'interno del grado ci sono delle anzianità che vanno premiate. Giusto per darvi un'idea, attualmente il parametro vigente è 183,15, con questo contratto cerchiamo di cambiarlo, e di lato vedete sulla lastrina ci sono gli stipendi annuali lordi attualmente vigenti per il personale contrattualizzato. Altro istituto del trattamento economico fisso del personale contrattualizzato è l'indennità pensionabile. Parliamo delle forze di polizia. Questa è un'indennità che è nata con la legge 121 dell'81 e viene corrisposta al personale che esplica compiti di polizia, tant'è che questa indennità non viene erogata agli allievi che sono presso le scuole, perché ancora non hanno acquisito la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e le cosiddette qualifiche di polizia. I valori vigenti li potrete vedere qui nella lastrina.
E la terzo elemento chiave del trattamento economico fisso è anche l'assegno funzionale che viene dato al personale direttivo. L'assegno funzionale è un istituto molto antico, nato negli anni '80, ma di fatto serve a premiare la maturità in servizio. Al raggiungimento di certi livelli di anzianità scattano degli aumenti che sono diversificati a seconda del ruolo e sono importanti perché a invarianza di grado la maturità in servizio, soprattutto per un settore gerarchizzato come possono essere le forze armate, forze di polizia e ordinamento militare, sono fondamentali. Una breve e veloce excursus sul personale dirigente. Il personale dirigente sappiamo che ha un fisso e continuativo adeguato per legge. Ogni anno esce un DPCM che stabilisce ai sensi dell'articolo 24 della 448 del 98 una percentuale di incremento degli stipendi fissi e degli istituti li chiamano fissi e continuativi, tra cui c'è lo stipendio, l'indennità integrativa speciale, l'indennità dirigenziale di posizione, vi do i più importanti, e questo adeguamento è di carattere annuale, viene emanato con DPCM e calcolato dall'Istat sulla base di cosa? Sulla base degli incrementi medi che si verificano l'anno prima nel personale contrattualizzato. E poi c'è, come avviene anche per i magistrati, una progressione biennale per classi e scatti. Attualmente ci sono 8 classi biennali pari al 6% dello stipendio, ogni 2 anni scatta un 6%, alla fine delle 8 classi biennali, quindi dopo 16 anni siamo a più 48% dello stipendio, iniziano degli scatti biennali che sono calcolati sull'8ª classe e gli scatti vanno all'infinito, non c'è limite. Questo per il personale dirigente. Vediamo adesso velocemente quali sono le principali voci del trattamento economico accessorio, perché come vi dicevo sono elementi importanti della retribuzione a dispetto di quanto avviene per le altre amministrazioni. Infatti noi abbiamo tantissime indennità per i servizi esterni, indennità per ordine pubblico che vanno a pagare il disagio di chi è al di fuori della sede di servizio. L'ordine pubblico tutti sappiamo che cos'è, quando si fanno gruppi di ordine pubblico il personale viene indennizzato. Ci sono poi delle indennità legate alla presenza. Noi facciamo tanta presenza notturna mentre gli altri dormono o gli altri riposano durante le festività, particolari festività, l'attività delle forze di polizia si incrementa. Abbiamo anche la presenza qualificata, non è una vera e propria presenza ma è rendersi disponibile in caso di emergenza. E poi ancora abbiamo l'indennità di compensazione di bilinguismo. L'indennità di compensazione è quella per cui io ti ho programmato un servizio, il riposo settimanale salta per esigenze di servizio e a fronte di questa ti indennizzo. E poi ci sono, le ho messe sotto, altre 4 voci che riguardano l'eccedenza dell'orario ordinario, il compenso per lavoro straordinario, il compenso forfettario di impiego, l'indennità di missione maggiorale e i servizi interni di caserma. Una componente importante delle forze armate e delle forze di polizia è proprio lo straordinario. Per comparto e difesa e sicurezza viene corrisposta, tra le eccezioni, anche al personale dirigente, cosa che non avviene dalle altre parti, laddove il personale dirigente ha gli obiettivi. Da noi gli obiettivi non possono essere predeterminati a monte, per cui l'unico strumento di ampia flessibilità rispetto all'eccedenza di lavoro è proprio quella di corrispondere allo straordinario. Per le forze di polizia ha una base giuridica che risale all'articolo 63 della legge 121 dell'81. E perché è importante? Perché c'è un obbligo specifico a svolgere attività anche oltre l'orario di servizio. Pensate ad una pattuglia, chi fa un arresto deve fare tutte le attività di polizia e concluderle anche alla fine dell'attività di servizio, è obbligata a trattenersi, perché questo è quello che ci dice la legge 121 dell'81. Quindi lo straordinario per le forze di polizia e ordinamento militare ha una base giuridica molto forte, è previsto per legge, quindi non si autorizza a monte, viene già autorizzato nel momento in cui sto svolgendo un'attività di polizia. Diciamo, lo sanziono dopo, alla fine, da parte del dirigente, perché ho fatto un arresto,
arresto e devo continuare a svolgere tutte le pratiche delle attività relative all'arresto, oppure sto svolgendo un'attività info-investigativa, continuo anche dopo l'attività di servizio ordinario. Io ritengo di rispettare i tempi assegnati e ringrazio i professori che mi hanno seguito, ringrazio il presidente Tenore che ha tenuto il tema prima all'inizio e do la parola al professor Vallacqua che mi seguirà adesso nel tema relativo alla previdenza complementare. Grazie ancora. Allora, possiamo passare ora, e con questo concludiamo il nostro incontro di oggi, al professor Francesco Vallacqua, che svolge una pluralità di ruoli, un academic fellow e direttore generale del Fondo Pensione dell'Università Bocconi ed è anche consulente tecnico del SIM Carabinieri. Il professor Vallacqua ci parlerà del regime previdenziale dei lavoratori a regime pubblicistico, un tema sul quale è un'importante produzione scientifica. Prego, professore. Grazie, soprattutto dell'invito a questo interessante convegno che dà anche l'opportunità di trattare una tematica spesso sottovalutata. Diciamo che al momento mi risulta che l'unico testo sui fondi pensione dei pubblici dipendenti non contrattualizzati, in particolare per le forze armate di polizia, è quello che ho fatto l'anno scorso, proprio perché il tema in particolare, collegandomi a quello che diceva il colonnello, di cosa dovrà fare la contrattazione anche nelle forze armate con la sostituzione dei COCER e l'intervento dei sindacati, diventa molto complicato, e quindi cercherò di fare un quadro che parli sia dei non contrattualizzati, ma per contrapposizione, per capire le tematiche della previdenza complementare, facendo un confronto con quello che è previsto per il dipendente pubblico contrattualizzato, e utilizzo la terminologia contrattualizzato e non privatizzato proprio perché su chi siano i soggetti nell'ambito del testo unico il 165 del 2001 a cui applicare o no certe norme sulla previdenza complementare è questione dibattuta. Allora, un tema diciamo molto generico. Per parlare dei fondi pensione e delle problematiche che hanno i dipendenti pubblici non contrattualizzati, bisogna partire per forza dal contesto generale delle pensioni pubbliche, un contesto nel quale volenti o nolenti si sono dovuti applicare anche a tutta la categoria dei dipendenti pubblici le regole per le modifiche del calcolo delle prestazioni pensionistiche, e attualmente la situazione col sovrapporsi di tutta una serie di normative, tra cui anche la riforma Fornero del 2012, è quella che anche nel non contrattualizzato esiste una serie di soggetti che hanno iniziato a lavorare a partire dal 1° gennaio del 96, a cui si applica un metodo di calcolo delle pensioni contributivo che collega strettamente contributi versati a prestazioni ottenute e al momento in cui soprattutto si va in pensione, con penalizzazioni qualora si vada a età anagrafiche diciamo non troppo in là, e poi ci sono dei soggetti che hanno un pezzo di calcolo della pensione con un metodo retributivo, cioè legato agli ultimi stipendi, e un pezzo contributivo, che sono suddivisi a seconda di un'anzianità contributiva posseduta essenzialmente al 31/12 del 95, per cui abbiamo dei soggetti che applicano un metodo retributivo fino al 95, se alla data del 95 avevano sostanzialmente meno di 18 anni di anzianità contributiva e successivamente contributivo, oppure che hanno il metodo retributivo fino alla data dell'entrata in vigore della Fornero, e cioè fino al 2012, e poi il contributivo, qualora alla data del 95, cioè della riforma Dini, avessero già almeno 18 anni di anzianità contributiva. Perché questo inquadramento? Perché nei fatti il problema fondamentale, al di là di quello che era l'intento del legislatore anche con la riforma Fornero, quello che succede nel tempo, lo vedo spesso quando vado in giro col SIM Carabinieri e parlo in particolare con gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, pochi sanno che il rapporto tra l'ultimo stipendio percepito
e la prima rata di pensione, soprattutto se iniziato a lavorare a partire dal 1 gennaio 96, sarà veramente con una contrazione importante, circa il 60%, si chiama questo tasso di costituzione. Altra tematica che è a cavallo tra la previdenza e il trattamento poi economico è questo. Il legislatore, conscio di quello che ho appena detto, cioè che ci può essere uno scostamento tra ultimo stipendio percepito e prestazione pensionistica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui rientrano sicuramente i soggetti non contrattualizzati, quindi anche appartenenti alle forze armate di polizia, magistrati, eccetera, ha stabilito una regola che è la seguente. Allora, succede questo, che per chi è appieno nel metodo contributivo, cioè chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dal 1 gennaio del 96, il legislatore ha stabilito che esiste un tetto contributivo, cioè un tetto che al di là dello stipendio percepito effettivo, implica che la contribuzione previdenziale e quindi la prima pensione venga parametrata solamente fino a un determinato importo. In questo momento il massimale è circa 119.000 euro. Questo fa sì che si possa creare un gap importante tra ultimo stipendio percepito e prima rata di pensione. E allora, nella fattispecie in cui non sia ancora presente un fondo, chiamiamolo di categoria, un fondo pensione di categoria, è stata data la possibilità di rinunciare all'applicazione di questo massimale, cioè, per fare un esempio banale, se il mio stipendio annuo è di 125.000 euro e col massimale mi vengono calcolati i contributi solo fino a 119.000 e invece voglio parametrare la mia prestazione pensionistica a quello che effettivamente guadagno, posso fare questa rinuncia. Sono intervenute successive norme e almeno 2 circolari dell'INPS e sostanzialmente per chi non ha effettuato questa opzione, la norma ultima che va fatta entro 12 mesi dalla data del superamento del massimale contributivo. Una cosa che è a cavallo tra prestazione pensionistica, trattamento economico e età a cui si va in pensione, che non bisogna sottacere, perché il tema delle pensioni secondo me spesso viene trattato senza avere contezza dell'aspetto sistemico. Io sono un economista prestato al diritto, anche io ho fatto parte di commissioni per la redazione di testi unici, ma spesso mi rendo conto che chi va a toccare le norme spesso non ha un quadro insieme, e questo è il tema classico che riguarda il comparto difesa e sicurezza. Perché? Se si va a vedere la riforma Fornero, in particolare l'articolo 24,18, prevede una norma che tecnicamente stabilisce che attendere anche per le forze armate di polizia, per i vigili del fuoco, eccetera, si dovrebbe estendere tutta la disciplina sull'età anagrafiche per andare in pensione prevista per i privati, che modestamente mi permetto di dire è una follia. E direi anche incostituzionale, perché il nostro articolo 3 della Costituzione dice che a situazioni uguali vanno trattate in modo uguale, a situazioni diverse in modo diverso. Io non posso far stare un agente di polizia o un carabiniere che magari fa un servizio operativo su una volante ipotizzando che ci stia fino a 67 anni, ma non è nemmeno sicuro per il cittadino che ci stia fino a 67 o attendere a 70 anni. Quindi nell'ambito di quello che poi impatta anche sull'aspetto pensionistico, c'è il tema, a mio avviso, ed è uno di quei temi su cui i nascenti sindacati dovrebbero battersi, della abrogazione di questa norma. Qual è quindi il contesto? Il contesto è questo: varie riforme previdenziali, soprattutto per contenere la spesa pubblica, introduzione di metodi che hanno abbattuto le prestazioni pensionistiche rispetto a chi è riuscito ad andare in pensione, soprattutto intorno agli anni 90-2000, e necessità di ricorrere a integrazioni attraverso l'introduzione di fondi pensione, cioè forme di previdenza complementare che dal punto di vista legislativo non sono comuni strumenti finanziari, hanno una disciplina ad hoc, tutele ad hoc e quantomeno per la legislazione italiana abbiamo una delle migliori legislazioni al mondo, posto che ha tenuto in maniera egregia tutte le crisi dal 2001 ad oggi finanziarie che si sono susseguite. Il tema qual è per il pubblico impiego, incominciando a entrare nel tecnico? Che
Quando si va a parlare di dipendenti pubblici che vogliono aderire a un fondo pensione, la normativa dice che bisogna distinguere due fattispecie, e cioè c'è una fattispecie di dipendenti pubblici di cui all'articolo 1,2 del 165 del 2001, o meglio, i dipendenti i quali dovranno continuare ad essere disciplinati dalle regole previgenti all'entrata in vigore di un decreto che è il 252 del 2005, che ha totalmente modificato i fondi pensione. E da questo punto di vista sicuramente rientrano nell'applicazione di questa normativa tutti quei dipendenti pubblici contrattualizzati che aderiscono in questo momento agli unici due fondi esistenti, il fondo pensione estero per il comparto scuola e il fondo perse e ausilio per il comparto Servizio Sanitario Nazionale, enti locali e parastato. Ritornerò a breve sul problema dei non contrattualizzati rispetto a questa norma. C'è poi tutta una serie di soggetti, i privati che aderiscono a un fondo pensione o i dipendenti pubblici, siano essi contrattualizzati o no, che al di là della diciamo qualifica come singoli aderiscono a un fondo pensione. Cioè il carabiniere che va in banca come singolo, non in quanto carabiniere, va a sottoscrivere un fondo pensione, lo fa nella logica del legislatore in qualità di privato cittadino, e quindi a questo soggetto si applica una normativa che è quella dei privati. In questo contesto, per farvi capire la complessità, si innesta l'Agenzia delle Entrate circa la qualificazione di che cosa va a definirsi come dipendente pubblico contrattualizzato o no nell'ambito dell'applicazione della disciplina. Allora, se questo è il quadro, cioè discipline differenziate per privati e per pubblici e con ulteriori problemi all'interno dei diciamo, dipendenti pubblici non contrattualizzati, per capire un po' a livello sistematico qual è la situazione, rispetto ai fondi pensione noi abbiamo tre aree fondamentalmente. Abbiamo l'area per cui posso creare un fondo pensione rivolgendolo a una determinata categoria. Questo lo fa normalmente la contrattazione collettiva, lo fa sicuramente per i privati, lo ha fatto sicuramente con la contrattazione collettiva di comparto per i dipendenti pubblici contrattualizzati. Non esistono al momento, per le ragioni che vi dirò tra breve, fondi pensione riconducibili a categorie chiuse per i soggetti non contrattualizzati. Ci sono poi degli strumenti chiamati fondi pensione che possono essere creati da intermediari finanziari e o assicurazioni, che sono i fondi pensione aperti e i piani individuali di previdenza assicurativi, a cui i dipendenti pubblici possono aderire, come vi dicevo poc'anzi, ma in qualità di singoli, quindi andando a perdere una serie di peculiarità, tra cui l'eventuale diritto a un contributo da parte della pubblica amministrazione. Cosa succede? Succede che rispetto a queste tematiche, e mi ricollego a un tema che è stato trattato prima dal colonnello e precedentemente anche dal magistrato della Corte dei Conti che tra l'altro su alcune tematiche, in particolare il 208 del Codice della Strada, che finanzia una parte dei fondi pensione con le sanzioni amministrative, è intervenuta più volte. Il tema di fondo è questo. Allora, la normativa dei fondi pensione dice questo, che ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del testo unico sul pubblico impiego continua ad applicarsi una normativa antecedente a quella che invece viene applicata ai privati, cioè una disciplina che è quella del 124 al 93. Tesi prevalente, diciamo in dottrina. La tesi prevalente è che quando si parla di dipendenti pubblici non contrattualizzati, questi vadano inquadrati solo nell'ambito dell'articolo 3 del 165 del 2001, mentre i contrattualizzati sono indicati come combinazione tra l'articolo 1 e l'articolo 2. Tesi minoritaria, alla quale aderisco assolutamente, e tra l'altro anche cito Caringella per citare parte della dottrina che fa riferimento a questa tesi. Il testo unico sul pubblico impiego, all'articolo 1,2, e questo è stato anche confermato dall'Agenzia delle Entrate in un interpello che abbiamo fatto come fondo pensione alla Bocconi per i professori dell'università, è da individuarsi come un articolo che individua qual è il carattere onnicomprensivo di cosa sono e quali sono le pubbliche amministrazioni. Gli articoli in particolare successivi, invece, 2 e 3, si innestano nell'alveo dell'articolo 1 per andare a individuare, rispetto allo status dello specifico rapporto di lavoro e in particolare delle norme di cui al capo primo, titolo secondo
libro quinto, sezione seconda e terza del Codice Civile, quali soggetti siano disciplinati da particolari norme e quindi ordinamentali e quali no. Perché questa posizione è importante? Perché rispetto alla previdenza crea la seguente situazione, soprattutto fiscale. Se io considero i soggetti non contrattualizzati come soggetti che sono esclusi dall'articolo 1,2 del 165 del 2001, avrei dovuto escludere i dipendenti pubblici non contrattualizzati, ad esempio nel caso del fondo pensioni in cui sono direttore generale che si rivolge ai professori e ricercatori universitari, questi dai nuovi vantaggi fiscali. Abbiamo quindi effettuato uno specifico interpello all'Agenzia delle Entrate, la quale ha assolutamente confermato questo tipo di approccio tra l'altro che, se vogliamo, si può ulteriormente rafforzare se andiamo a vedere cosa ha detto il Consiglio di Stato quando stabilisce, in particolare con riferimento alle università private, che sono comunque da qualificarsi come enti pubblici non economici, quindi nell'alveo dell'articolo 1, e recentemente anche dall'ANAC in un parere che ha dato nel 2024, quando dice, attenzione, anche addirittura quando si ha a che fare con lo status giuridico di un professore che ha a che fare con un'università privata, quello che conta è se c'è o no un'applicazione di una norma che può ledere la finanza pubblica. Quindi il contesto, diciamo, dell'inquadramento dell'articolo 1,2 diventa fondamentale perché nei fatti in questo momento i non contrattualizzati ai fini della previdenza complementare, a prescindere che ci siano tesi, diciamo, di dottrina, ma nella prassi non è così perché l'Agenzia delle Entrate e lo stesso Consiglio di Stato, più volte intervenuto, vengono inquadrati nell'alveo dell'articolo 1,2 del 165 del 2001. Tant'è vero che nel fondo, ad esempio, che sono direttore generale, noi non applichiamo la normativa che si applica ai privati o che si dovrebbe applicare ai soggetti di cui all'articolo 1,2 del 165 del 2001, ma applichiamo sostanzialmente la disciplina del 124 del 93. Detto questo, un tema ulteriormente interessante è quello che in questo momento si sta incominciando a delineare nel pubblico impiego e in particolare per i professori e ricercatori universitari, perché come sapete un contratto per i dipendenti pubblici contrattualizzati ha un'efficacia generalizzata in virtù del rinvio che nel proprio contratto individuale il singolo dipendente pubblico effettua al contratto di comparto. Il tema quindi è che qualora il contratto prevedesse l'obbligatorietà di adesione a un fondo pensione, si potrebbe per tale via ipotizzare un'adesione obbligatoria. Tema rilevante se si va a collegare col problema della riduzione prospettica della prestazione pensionistica rispetto all'ultimo stipendio. Qual è quindi la situazione complessiva se vogliamo spacchettare i dipendenti pubblici contrattualizzati e non rispetto ai fondi pensione? Io ho una serie di soggetti che sono sicuramente in trattamento di fine servizio e sono tutti i dipendenti pubblici non contrattualizzati, quindi tutti i dipendenti pubblici non contrattualizzati hanno un'indennità, così chiamiamola in maniera molto brutale, la liquidazione, che poi l'indennità di buonuscita o indennità di prestazione di fine servizio parametrata all'ultimo stipendio è, diciamo, calcolata con una modalità moltiplicativa. Poi ci sono tutti i dipendenti pubblici in ruolo al 31/12 del 2000 o cessati al 31/12 e riassunti senza soluzione di continuità. Rispetto a questi soggetti in TFS abbiamo una serie di individui, magistrati, forze armate e di polizia, che qualora oggi, in assenza di un fondo di comparto, decidessero di aderire a un fondo pensione individualmente, non possono far confluire il TFS. È vietato far confluire il trattamento di fine servizio per un carabiniere che aderisce a un fondo pensione aperto per tutta una serie di regole che stanno dietro, tra cui il fatto che il trattamento di fine servizio è gestito con una tecnica a ripartizione su cui non entro. Mentre per i dipendenti pubblici contrattualizzati c'è la possibilità di entrare in un fondo pensione, quindi un professore della scuola che voglia aderire al fondo pensione estero e che è in TFS perché ha iniziato a lavorare nel 2000, può entrare in un fondo, ma deve sapere che
se entra in un fondo di comparto in Espero, opta per la trasformazione dal TFS al TFR, cioè automaticamente il suo trattamento di fine servizio si trasforma in trattamento di fine rapporto. Abbiamo invece poi una serie di soggetti in TFR, quindi sicuramente nessun soggetto non contrattualizzato, nessuno di questi è il TFR. Nell'alveo invece dei contrattualizzati, tutti i soggetti in TFR sono tutti quelli che sono entrati in ruolo al 1° gennaio del 2001 e dal 1° gennaio 2001 e tutti i soggetti con contratto a tempo determinato, i quali, qualora decidono di aderire a un fondo pensione, sono obbligati a versare integralmente da quel momento il TFR a un fondo, a differenza dei soggetti contrattualizzati in TFS, nella fattispecie in cui decidono di aderire a un fondo, nonostante l'opzione dal TFS al TFR, possono conferirne solo una parte, cioè un 2%. Ora, un tema però più alto è: mettiamo che vogliamo parlare di chi può creare un fondo pensione di comparto, che ripeto non esiste per i non contrattualizzati, per le persone non contrattualizzati. Allora, se andiamo a guardare la normativa del 252 del 2005, qui si vede bene che quando il legislatore ha scritto questa norma non conosceva la normativa di riferimento, ha detto, beh, se parliamo dei soggetti di cui all'articolo 1,2 del 165 del 2001, come se non vi fossero dentro anche non contrattualizzati, beh, per questi i fondi pensione di categoria li fanno i soggetti che partecipano alla contrattazione collettiva di comparto. Se invece io faccio riferimento al personale dipendente di cui all'articolo 3, cioè a quei soggetti che sono disciplinati da particolari norme dei propri ordinamenti, quindi per tale via il legislatore, dando per scontato, ma essendo stato sconfessato, come dicevo poc'anzi, dall'Agenzia delle Entrate, ma anche dal Consiglio di Stato, in alcune sentenze e anche da un parere dell'ANAC, per questi soggetti, qualora volessero creare un fondo pensione di comparto, o deve essere previsto nella normativa di settore, oppure ci vuole un accordo tra lavoratori promosso dalle loro associazioni. Ritornerò da ultimo su quello che ha fatto il SIM dei Carabinieri, sfruttando proprio questo tipo di situazione per far partire un'adesione collettiva, un fondo aperto per tutto il personale appartenente all'Arma dei Carabinieri. Il problema qual è? Che i non contrattualizzati, se vogliamo utilizzare la tesi maggioritaria, non sono solo quelli di cui all'articolo 3,1 del 165 del 2001, e infatti si sono dimenticati, ad esempio, dei professori universitari, che sono disciplinati al comma 2 dell'articolo 3 del 165 del 2001. E quindi la domanda è: se domani mattina i professori universitari e quindi volessero fare una contrattazione, chiamiamola di comparto, per creare un fondo che si rivolge a tutti i professori e ricercatori universitari, che norme dovranno applicare? Quelle che applicano in questo momento quelli di Espero e Perseo Sirio, cioè i contrattualizzati, cioè le norme di un vecchio decreto, oppure le norme dei privati? È un vuoto normativo che va assolutamente colmato. La situazione quindi qual è nel pubblico impiego rispetto ai fondi pensione? Abbiamo una disparità costituzionale, cosa su cui mi sto battendo moltissimo e che spero i sindacati portino al vaglio anche del Ministro della Difesa per quanto riguarda le Forze Armate e di Polizia. Abbiamo tutta una serie di soggetti contrattualizzati, quindi il personale della scuola, dicevo, parastato, ministeri, servizio sanitario nazionale, per cui sono stati attivati i fondi pensione, sono state trovate le risorse per un soggetto che aderisce al fondo pensione per finanziare il contributo a carico del datore di lavoro, è stata prevista una previa normativa per trasformare il trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Addirittura per il fondo Perseo Sirio è prevista un'adesione automatica e contrattuale, parlo dei vigili della polizia municipale, perché per quei comuni che destinano una parte delle sanzioni amministrative, delle multe, a previdenza, automaticamente quei soldi vanno a finire al fondo Perseo Sirio e il vigile urbano si ritrova automaticamente iscritto al fondo Perseo Sirio. Cosa succede invece per i non contrattualizzati? Allora, innanzitutto, quindi per un carabiniere o per un appartenente alla Guardia di Finanza o per un magistrato. Innanzitutto c'è una norma che dice ci vuole per fare il fondo pensione una norma rispettivo ordinamento, non ce n'è norme che fanno riferimento a questo.
Oppure ci vuole un accordo tra lavoratori promosso dalle loro associazioni. Sarà interessante capire con la sostituzione dei kosher con i sindacati, se i sindacati hanno ben capito che i sindacati militari dovranno mettere mano e dovranno avere però contezza giuridica delle norme sulla previdenza complementare, che saranno loro responsabili di attivare quello che prima doveva fare il kosher sull'attivazione delle procedure per la creazione di un fondo di categoria. Cosa succede nei fatti però in assenza di un fondo di comparto? Quando vado in giro per le caserme, mi è capitato di andare in giro a fare qualche incontro per le caserme, ad esempio al Colle Paridoro, quello di cui mi accorgo è che la maggior parte dei carabinieri con cui ho parlato sì hanno fatto delle scelte, ma assolutamente spesso non consapevoli, non sapendo che cos'era un fondo pensione rispetto a una polizza assicurativa, che cos'era il prodotto che andavano a sottoscrivere, o spesso andando a sottoscrivere prodotti non coerenti con il loro profilo di rischio e rendimento. Quindi c'è assolutamente necessità all'interno delle forze armate di polizia di formare il personale su queste tematiche, perché nei fatti la classica affermazione che dice ma tanto un brigadiere o un appuntato non hanno spazio per farsi anche il fondo pensione. Non è vero, perché se poi vai a scavare, hanno la maggior parte fatto una polizza spesso assicurativa che non gli serve a niente rispetto al fondo pensione. Quindi è un tema che lancio anche al colonnello, che va affrontato sul piano tecnico subito. Altro tema molto tecnico: per fare il fondo di categoria, e in particolare per fare il fondo di categoria per le forze armate di polizia, c'è una norma folle che va cambiata, che dice che occorrerebbe prima passare al TFR. Peccato che, se si vanno a guardare le voci stipendiali del TFS e le voci stipendiali del TFR, soprattutto per chi, come nell'ambito dei militari o per chi ha una progressione di carriera molto netta, non conviene assolutamente passare al TFR. Quindi legare la possibilità di fare dei fondi pensione al primo passaggio dal TFS al TFR è una norma scritta da chi non conosce il trattamento economico dei soggetti non contrattualizzati e dei militari. Guardate, io prendo la responsabilità di quello che dico, perché anche all'interno poi degli altri consessi dico cose che sono spiacevoli, ma vanno dette, perché su queste tematiche ci deve scrivere e ci deve mettere mano chi ha conoscenza di questa cosa qui. Quindi andrà cambiata questa norma, e anche qui lancio un altro messaggio al colonnello. C'è il tema poi che non c'è il contributo del datore di lavoro. Attenzione, perché la finanziaria, per gli unici non contrattualizzati, per cui sono state previste potenziali modalità di finanziamento per le forme di previdenza complementare con la finanziaria dell'anno scorso, sono proprio le forze armate di polizia, niente per tutti gli altri, magistrati, professori, ricercatori universitari e quant'altro. Il tema è che in questo momento i sindacati militari si stanno occupando dell'utilizzo di quelle norme per tutt'altro, cioè per cercare di avere dei coefficienti di trasformazione per la pensione di primo pilastro più alti. Attenzione, perché poi non entro in tecnicalità, in realtà quella norma è pensata per altro. Il problema quindi di questa situazione, quindi contrattualizzati che hanno dei fondi pensione, hanno già contributi da parte della pubblica amministrazione, non contrattualizzati all'interno dei quali non solo non ci sono dei fondi di comparto, ma a sua volta ci sono delle subdifferenze, tra cui Forze Armate di Polizia, a cui si chiederebbe prima di passare al TFS e al TFR, si devono agganciare un ulteriore elemento. È intervenuta la Corte dei Conti, in particolare per i militari, addirittura stabilendo che il non aver creato i fondi pensione per i militari è un qualcosa che richiede un diritto al risarcimento. L'avvio dell'azione spettava ai kosher. Qualcuno si deve interrogare sul fatto che adesso spetterà ai sindacati militari. Qual è quindi la possibilità allo stato attuale per un dipendente pubblico non contrattualizzato di farsi una forma di previdenza complementare, o come vi dicevo aderire individualmente, come singolo, ma non avendo il vantaggio, ad esempio, che può avere invece un soggetto che aderisce come categoria, cioè quello di chiedere degli sconti, dei costi più bassi, delle commissioni di gestione più basse, addirittura di chiedere in seno al soggetto che crea il fondo un organismo di rappresentanza. L'unica possibilità per fare questo, cioè affinché una categoria, i professori, i militari, in assenza di un fondo di comparto, possano chiedere a un intermediario finanziario di essere trattati come un collettivo, è quello di fare una cosiddetta adesione collettiva non negoziale.
diciamo che alla luce di un quesito che ho predisposto per il SIM rivolto all'autorità di vigilanza di settore, l'autorità di vigilanza ha sostanzialmente detto questo, che nell'ipotesi in cui non esista un contributo ancora del datore di lavoro, non ci sia un TFR, è possibile che delle categorie non contrattualizzate, il quesito riguarda, diciamo, in particolare i carabinieri, possano agire previa delibera di un sindacato che funga da stimolo per un accordo tra carabinieri, cosa che è stato fatto, che iscritti o non iscritti, che promuova quella delibera di quel sindacato, per andare a proporre a quel fondo una collettività, ed è proprio quello che è stato fatto. Cioè in questo momento, ovviamente per ovvie ragioni non di pubblicità commerciale, non posso dire il nome, è stato consentito di effettuare un'adesione collettiva, cioè i carabinieri possono essere trattati come carabinieri se si iscriveranno a quel fondo, e cioè avere vantaggi nelle possibili richieste di riduzioni commissionali, di riduzione dei costi, cosa che potrà essere fatta per i magistrati, che potrà essere fatta per i professori ricercatori universitari, ovviamente conoscendo che c'è questo quesito e le tecnicalità che stanno dietro. Ma il tema qual è? Che fatta questa cosa qui, è stata fatta con un fondo, ma nulla vieta che si individui in maniera concorrenziale con altri fondi la possibilità di creare forme alternative che completano col fondo attualmente esistente per fare condizioni ancora migliori. Però c'è il tema di chiedere i contributi da parte della pubblica amministrazione, perché i non contrattualizzati rispetto alla previdenza complementare, tutti sono in una posizione di, finisco, sono le 17:30, di disparità costituzionale. Quindi, ultima slide, prospettive. Esiste questa disparità costituzionale? A mio avviso assolutamente sì. Bisogna riscrivere la norma della Fornero che prevede di parificare categorie non contrattualizzate dal punto di vista dell'età, come vigili del fuoco e le forze armate di polizia. Occorre stare attenti a utilizzare le risorse utilizzate in finanziaria solo per trasformare i coefficienti di trasformazione senza chiedere i soldi per le adesioni collettive. Bisogna rimuovere il vincolo della trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto, soprattutto per i militari, perché non conviene ai militari. Attivare un obbligo di formazione serio per tutti i non contrattualizzati in materia di fondi pensione e pensare a interventi normativi che consentano concretamente di, diciamo, consentire alle categorie che vogliono creare il fondo pensione di poter agire contrattualmente. Quindi, come vedete, il tema di oggi era molto complesso, ma quello che spero sia rimasto è che c'è molto da lavorare, soprattutto perché ci sono le norme, ma quello che a me sembra manca da un lato l'informazione per le categorie di cui trattiamo e dall'altro le tecnicalità per riuscire a ottenere i vantaggi che hanno ottenuto già i dipendenti pubblici contrattualizzati. Prego, io ho finito la mia presentazione. Grazie Francesco, grazie a te, grazie al colonnello Valletta, grazie al presidente Tenore. Questo ultimo incontro a distanza prima dell'incontro in presenza del 12 di giugno in quel di Udine, che ha, come dire, anche in questo, la giornata di oggi, la competenza dei contenuti è stata esemplare. In questo, diciamo, continuo, passami l'espressione, tira e molla tra privatizzati e non privatizzati. Il presidente Tenore ha cercato, insomma, di evidenziare quelli che sono gli aspetti, come dire, di continuità e di diversità. Adesso è uscito, ma mi piacerebbe sapere quel 4,9 per noi, 4,8 per lui di aumento, dove si è uscito, però voglio dire, non, perché io da docente universitario ho un altro parametro, ma questa è polemica spiccia, nel senso che insomma tutti questi parametri sono parametri un po', come dire, che pongono problematiche, mettiamoli in questo modo. Il colonnello Valletta da parte sua in maniera esemplare, insomma, ci ha ricostruito questa problematica del trattamento economico, evocando anche la controparte, cioè quasi controparte, cioè l'amico Talamo, che quando insomma
si dibatte, si dice, ma, insomma, io contratto anch'io, è uno dei contratti più importanti e seri, è vero, perché Cuba ha tantissime persone, tantissimi denari, con tante problematicità, tante sfaccettature, tante questioni. Poi da ultimo, insomma, Francesco Vallacco, il professore Vallacco, da persona, insomma, ha scardinato il legislatore, cioè nel senso che ci ha indicato quelle che sono tantissime problematicità e un problema e un assetto di fonti non semplice e non banale. Diciamo che è emerso oggi, quello che è emerso, insomma, molte volte c'è questo problema, questo difetto di coordinamento. Questo è un problema fondamentale, unito ad una stratificazione di norme, detto anche poi sul tema economico che insomma, per le categorie, e qua mi riferisco al Colonnello Valletta, anche qua purtroppo dobbiamo registrare i ritardi cronici che abbiamo per i privatizzati. Insomma, questo è un dato, è un altro dato emblematico. Io non rubo altro tempo perché insomma siete stati così completi, compiuti, che non ringrazio anche la collega Riccardi che ha organizzato la giornata odierna, e ovviamente come la collega Zilli che ha anche introdotto oggi, l'abbiamo promosso, cioè, speriamo che non creda da non contrattualizzata faccia causa per arricchimento della giusta causa. Detto questo, a parte le battute, insomma, senza di lei, l'ho detto sempre, non sarebbe clip, quindi insomma, credo mi possa permettere questa licenza. Le lascio la parola per le conclusioni, ma è questo must, per chi ci sarà, dando l'appuntamento in presenza il 12 di giugno a Udine, altrimenti insomma il prossimo anno, ma non spoilerò niente e lascio la parola alla collega Zilli, che ringrazio ovviamente. Grazie di nuovo al professore Boscati e a tutti gli ospiti di oggi. Siamo andati un po' lunghi, ma meritatamente. Soltanto 2 parole per ricordare il doppio appuntamento udinese in presenza e online, che aggiunge ancora un passaggio. Abbiamo aperto una call for abstract a cui potevano partecipare i giovani cultori di questa materia. La call ha avuto un grande successo tra i giovani accademici non strutturati. Avremo la presentazione di 8 ricerche che completeranno questo quadro relativo alle regole e responsabilità nell'erogazione dei trattamenti economici. Ci vediamo a Udine il 12 giugno con grandissimo piacere, e non spoileriamo niente sulla prossima serie di clip perché è riservata soltanto a chi ci sarà quel giorno. Grazie e buonasera.